Vabbè, lunedì 18 marzo il corriere col mio giocattolino sarebbe anche arrivato. Aspetta, cazzo, come si vede il lente? Porca troia. Come sarebbe anche arrivato? Solo che è arrivato il cognato che ha ritirato al posto mio il pacchetto. Adesso il cognato non c'è, l'Alessia non c'è. Io ero qui in zona appunto da 2 giorni proprio per aspettare sto stabilizzatore. Accidenti, adesso ancora aspettare un'oretta, dopodiché vabbè arriva, tipo i bambini, no? Quando aspettano la roba, che l'ansia, tutto. Che miseria. You believe in democracy, if you have hope in what could be, if you want to protect your rights, you got to get out there and fight. Protesting helps us spread our views still. Got to visit the voting booth. The only way politicians are swayed. Buongiorno l'Italia, allora devo ancora impararlo bene lo stabilizzatore, perché vedi mi si sposta, dopo mi perde la messa a fuoco, ecco, metti a fuoco il faccione di Singano. Però vedi, sembra che camminando, aspetta che sbatto eccetera, lui sta sempre cosa, no? Se puoi muoverti come vuoi. È una figonata assurda. Aspetta che vediamo, perché ci sono altre modalità. Adesso te lo faccio anche vedere, aspetta. 1, 2 e mi si gira così. Così dovrebbe essere, ecco la modalità che sta già più fermo, ecco, è quella che probabilmente mi interessava più a me. No, si sposta anche questo di qua, perché se giri a destra, ecco, però gira dove vuoi tu, tipo in verticale, mentre in uno ti si muove così. È ancora un po' da imparare, eccolo qua, guardatelo. Aspetta, adesso come si fa a girare? Fermo, porta pazienza. 1, 2. Eccoci, eccolo qua, vedi? Questo è il famoso gimbal, lo stabilizzatore, tac, eccolo qui, gli ho attaccato sotto il manfrottino che mi può essere utile quando lo appoggi, perché ha anche il suo pulsantino, il suo joystick che guarda, puoi spostarlo, vedi, destra, sinistra, poi c'è tac 1, poi vedi, te lo sposti verso l'alto, verso il basso, verso di qua, di là, dove vuoi, fai giri completi, è una figonata. E buongiorno Italia, è arrivato lo stabilizzatore, cioè già vedi come sono più nitide le immagini, no? Salto, guarda, che figata, ok, io mi giro così, dopo li arriva più con calma, perché ho messo morbidi i motori, c'è tutte 50.000 regolazioni da fare. La porta l'ho anche finita, e quindi dove abitiamo oggi? Boom, boia! Se vento, acá! No, in mezzo a una strada, perché ciao CP, devo andare dal dentista dopo stasera, no? Comunque guarda, adesso sto camminando, guarda che figata di movimenti, guarda, giro, faccio, brigo, desbrigo, è una figonata assurda. Ovviamente c'è da prenderci la mano, però è fantastico, vedi quando cammini che vedi tutto dietro perfettamente, come si dice, liscio, no? Fluido, lineare. Cioè è fantastico, adesso vedi, per fare tutte queste riprese, poi guarda, se ci fossero tipo delle statue eccetera, te li passi così, è una figonata unica, no? Guarda che riprese super, e non serve più fare gli slow, no? Perché i movimenti, guarda, anche camminando sono perfettamente lisci. È un cacchio figata, accidenti. Sì, decisamente sì. Questa è la mia porticina, bella. In più vedi, come ti dicevo, eccomi qua, ti fa le rotazioni complete, torna giù, vedi? Perché c'hai il joystickino, puoi andare di qua, di là, fare i video anche proprio a 360 gradi, regoli la velocità, io adesso l'ho messa lenta, ma è una figata, addirittura puoi dare anche sinistra giù, sinistra su, destra giù, cioè contemporaneamente, è una figonata unica sta roba. Ovviamente certo da prenderci la mano, quello senz'altro, per imparare, però insomma mi sembra che non è proprio così tanto difficile da usare, insomma, ecco. Ancora da
da impararlo è appena zotto. Nuova? Sì, perché sei super tecnologico di queste robe qua. Ecco che le passa anche Alessandro a trovarne, Alessandro da Padova, novello camperista. L'ha visto il zingano qua, l'avete visto qua, o le un zingano e quei zingani o le zingano quelle di YouTube. Esatto. Un saluto a Yuri e tutti i telespettatori, chiamiamoli così. Aspetta che no da ridere perché mi manca ancora il dente, è il solito discorso, quindi oh, sta serio. È un periodo un po' così qua, perché dove abitiamo oggi? Sbam, porca troia, sempre qua, sempre a San Donato di Piave, accidenti, perché ho ancora il discorso del dentista da finire, no? Buongiorno Italia, cavolo, potevo mettermela una sciarpiga. Tira vento, sono qui nel giardino di San Donato di Piave, sto portando fuori il CP a fare le sue cose. Tu mi dirai, madonna che brutto Yuri, sì, ma è tutto studiato. La storia del deturpamento e dei bei posti, no? È un po' come, non so, tu mangiassi un limone, no? Ok, quindi vedi me e poi vedi quello che c'è dietro. Bella notizia per Zingano, sto andando in banca dopo a ritirare il TFR del vecchio lavoro, ovviamente, molti meno soldi di quanto mi aspettavo, però insomma vabbè, chi se ne frega, insomma, dai. Bene, non ho neanche portato via la macchinetta, accidenti, perché niente, sono andato col CP e abbiamo fatto il giretto liberatamente, perché purtroppo vedi, dico sempre, con tutti questi aggeggi elettronici perdi tutta la praticità, cioè ti perdi l'avventura, no? Ti perdi tutto quanto, hai capito? Questo gimbal lo utilizzerò per fare le riprese, tipo se vogliamo vedere qua come mi stanno caricando i pannelli, e guarda che vedi tutto bello liscio, bello. È una figata. CP, cosa ne pensi? CP? Cosa pensi di sta roba qua? Di sto stabilizzator? Ti va bene? Ti piace? Vista a 360 gradi, quella la. Quindi dove abitiamo oggi? In una pista di macchinette. E ringrazio il tu, no, che era timido, non si è voluto far filmare, no, che ha detto passo a trovarti, ti porto una birra. Cazzo, 3 commi etilici mi ha portato qua, altro che una birra, porca troia. Ma che luna da casa Zingano, guarda che roba. C'è anche il vetro. Cucù. Allora, da dietro il mio coma etilico, no, io stavo pensando adesso di mettermi sotto wifi
per domani provare a ripristinare il sito delle puntine e imparare quella cosa assieme al tu che mi insegnava, no? Il problema, porcaccia la miseriazza, domani devo trovarmi dei sindacati per sistemare il discorso del TFR, del vecchio lavoro, eccetera. E quindi niente, quindi si pospone di nuovo. Adesso vabbè, magari sto un po' lì sotto wifi giusto per caricare 2 video, prendermi avanti. Dopodiché niente, mi sa che dovrò tornare per l'ennesima volta a San Donà di Piave, cioè ormai abito più a San Donà di Piave che altro. Per sistemare questo discorso qua ovviamente ci andrò in bici, perché a San Donà non puoi entrare con gli euro zero eccetera eccetera, e quindi funziona così.